Bentornati sul canale dell'azienda agricola Venture. Come ogni venerdì vi portiamo con noi, vi facciamo vedere come siamo organizzati in questi giorni e vi facciamo vedere i lavori che stiamo facendo. Se vi ricordate, nell'ultima puntata vi abbiamo fatto vedere un po' che abbiamo attaccato lo span di concime e appunto eravamo andati a prendere il concime in un consorzio qui vicino, e in questo video vi facciamo vedere alcuni spezzoni di questo lavoro, che è appunto la concimazione autunnale dei nostri vigneti attraverso un concime appunto misto organico. Ci troviamo nel nostro vigneto di Pinot grigio in questo caso. Abbiamo ovviamente finito le raccolte già da tempo e appunto in questo video vi facciamo vedere un attimo i lavori di concimazione. In questo caso abbiamo deciso appunto di concimare questo vigneto. Era qualche anno che non davamo un po' di nutrimento durante il periodo autunnale. In questo caso abbiamo deciso di farlo perché questo vigneto è in una parte un po' alta, su un cucuzzoletto diciamo di una collina, e appunto necessitava di un po' di nutrimento, e in questo momento appunto ci stiamo organizzando per fare questo lavoro. Ha piovuto le notti scorse. In questo caso deve ancora cominciare a piovere, ma prevedono un po' di pioggia nelle prossime notti, per cui il terreno si presenta abbastanza umido e condizione molto buona per ricevere il concime, condizione ottima soprattutto per il meteo che prevedono nei prossimi giorni, cioè soprattutto nelle prossime notti, cioè ancora pioggia, e questo fa sì che andremo a sciogliere attraverso il meccanismo appunto della caduta della pioggia, andrà a sciogliere bene e a distribuire bene il concime che stiamo appunto organizzando di distribuire. Noi per andare a scaricare adesso i sacconi useremo il nostro 13.000, ovviamente con le forche che abbiamo attaccato, e lo alzeremo, solleveremo il saccone sopra la tramogia di carico dello spandi. Dopodiché faremo un taglio sul fondo del saccone in modo tale che fuoriesca il contenuto, quindi il concime, e vada a distribuirsi all'interno della tramogia. La tramogia tiene i 6 quintali abbondanti, serenissimi, quindi non è un problema. Diciamo che tutto il saccone ci sta completamente all'interno della tramogia. Una volta che abbiamo svuotato il saccone siamo pronti per partire e andare a svuotare, appunto a distribuire il concime all'interno dei vigneti. Usiamo il nostro 13.000 con le forche e preleviamo il saccone, un saccone alla volta ovviamente, e lo posizioniamo sopra la vasca, la tramogia diciamo di carico del span di concime. Una volta che il saccone è messo sopra alla tramogia dello span di concime, possiamo andare con una forbice o con un coltello a forare il fondo del saccone in modo tale che poi il concime pellettato possa fuoriuscire e andare a riempire la tramogia. Quando tutto il saccone è stato svuotato all'interno del span di concime, siamo pronti per partire e andare a distribuire il nostro concime nei vigneti.
Noi facciamo una fila ogni altra distribuendo questo concime, perché appunto avendo i convogliatori che distribuiscono sotto la fila, passando una fila ogni altra si riesce a passare di fatto tutte le file. Generalmente noi distribuiamo una quantità di circa 1 quintale per campo veronese, quindi circa 3 quintali ettaro. I sacconi sono da 6 quintali, per cui un paio di ettari si riesce a passarli. Rispetto al nostro spandiletame, in questo caso per ettaro ovviamente va giù meno materia prima, e anche perché appunto riusciamo a distribuirla più sotto la fila. Poi questo è un sistema abbastanza diciamo valido secondo noi, soprattutto dove dobbiamo raggiungere dei vigneti magari un po' distanti dall'azienda, quindi con meno giri si riesce a passare più ettari, perché di fatto con un pieno, una volta riempita tutta la tramoggia dello spandi, qua riusciamo appunto a passare un paio di ettari serenamente, e con il spandiletame si andrebbe a rischiare magari un po' di sporcare le strade, o comunque ci si metterebbe qualcosina in più, perché ovviamente carica il letame, vai a spanderlo e non riesci a fare tanti ettari in breve tempo. E quindi questo sistema noi lo adottiamo soprattutto nei vigneti, quelli magari un po' più distanti dal centro, dal nucleo aziendale, o appunto se abbiamo diversa strada da fare, soprattutto con strade asfaltate. Dopo, un'altra grossa differenza tra la concimazione con il letame e la concimazione, come in questo caso con il concime misto organico, è ovviamente l'apporto delle sostanze nutritive. Nel caso del concime letame abbiamo principalmente la parte azotata e ovviamente una bella parte di humus che si andrà a creare, quindi una sostanza organica che si andrà a sciogliere nel terreno e formerà appunto un substrato che andrà a arricchire il terreno. In questo caso le principali diciamo caratteristiche di questo concime sono l'azoto, il fosforo e il potassio. In questo caso noi abbiamo scelto un 10, 5, 15, quindi 10 unità di azoto, 5 unità di fosforo e 15 unità di potassio. Ci sono sicuramente degli attrezzi più moderni, nel senso che alcuni anche più sofisticati, soprattutto perché hanno le bilance, quindi il sistema di peso che diciamo appunto si aggiorna, quindi man mano che esce il prodotto si riesce a valutare quanto peso si ha ancora in tramoggia, e altri sistemi magari un po' più sofisticati. Noi andiamo un po' di esperienza, nel senso che si fanno magari un paio di file, bisogna ovviamente conoscere bene le superfici insomma degli ettari, delle varie varietà, e un po' di esperienza, ovviamente un po' di occhio, si valuta un po' quanto si è spanto, in modo tale che con il primo saccone magari si riesce un po' a tarare un attimo la andatura, la velocità e l'apertura del sistema appunto di spandimento, e poi con i sacconi successivi si dovrebbe andare via abbastanza sereni, abbastanza sciolti. Praticamente questi sono dei granelli di concime che si scioglieranno con l'umidità che trovano già nel terreno, appunto come dicevamo, ma soprattutto con le future piogge. Adesso vi faccio vedere un attimo come si presenta qualche centimetro insomma per terra dove abbiamo distribuito, così capite bene come poi questi granelli a contatto col terreno inizieranno il processo appunto di scioglimento, e quindi poi distribuzione del loro contenuto, affinché possa essere reso possibile appunto per l'assorbimento da parte delle radici delle viti. Ecco, questa è un po' la situazione che si crea. Quindi abbiamo dei granelli, vedete, sparsi lungo il terreno, e piano piano appunto si scioglieranno. Ecco, allora noi abbiamo finito di espandere la prima tramoggia, il primo giro di concime misto organico appunto, e vi abbiamo fatto un po' vedere un po' brevemente come funziona, insomma come lavoriamo noi. Magari ci scrivete qua in fondo nei commenti se anche voi lavorate in questo modo, se avete qualche attrezzatura sicuramente magari un po' più tecnologica, che idea avete voi sulle concimazioni.
costano care, sono parecchio costose, per cui cerchiamo anche noi insomma di centellinarla in base un po' alle esigenze, insomma l'esperienza ormai che abbiamo in vigna, soprattutto più che l'esperienza in sé, la conoscenza, stando ogni giorno nel vigneto si riesce un po' a capire dove effettivamente vale la pena un po' investire, dove si può un po' diciamo tirar di lungo e aspettare magari qualche anno. Ecco, poi è importante secondo noi la concimazione, ma insomma ormai insomma è risaputo, concimazione autunnale da farla a breve giro rispetto alla vendemmia, in modo tale che le viti abbiano ancora le foglie sulle piante e siano ancora recettive appunto per quanto riguarda il concime. Generalmente ecco, noi aspettiamo le prime piogge dopo la vendemmia, diciamo che quest'anno non abbiamo dovuto aspettare chissà quanto e soprattutto non abbiamo aspettato le prime, nel senso che non ha mai quasi smesso di piovere, si può dire, diciamo ha fatto una settimanina di sole e ne abbiamo approfittato per ovviamente andare a preparare la letamazione, perché per quello conviene lavorare sull'asciutto e magari aspettare anche in quel caso le piogge, ma lavorare, essere sicuri di lavorare sull'asciutto per spandere con questo spandi concime, anche se il terreno è un po' umido non ci sono gravi conseguenze, almeno nei nostri terreni sono abbastanza sassosi, per cui non andiamo a pressare troppo il terreno. Mentre per il letame, noi dato che abbiamo il letame fuori all'aperto, ovviamente su una piazzola di cemento tutta organizzata, però prende l'acqua e per cui è meglio aspettare che sia asciutto prima di distribuirlo, altrimenti diventa veramente un lavoro troppo sporco. Ecco, siamo arrivati alla fine anche di questo video, vi ringraziamo di essere stati con noi, vi chiediamo come sempre di iscrivervi al nostro canale, vi lasciamo qua in fondo qualche scheda se vi siete persi qualche puntata scorsa, così potete andarla a recuperare. Abbiamo qua dietro una bella pianta di olive, spero che si possa vedere anche il carico. Eccola lì, magari non si sa, se riusciamo a fare il video che documenti anche la raccolta delle olive quest'anno non sarebbe male, magari condividiamo con voi, magari ci scrivete se voi avete già iniziato la raccolta. Noi in questo momento che stiamo registrando il video siamo nella seconda metà di ottobre, ma non è finito ottobre e entro fine ottobre andremo a raccogliere le olive come da tradizione per la nostra azienda. Niente, ci vediamo al prossimo venerdì con un nuovo video.